Bologna? C'è? Ok, bene, Godo, ce l'abbiamo, benissimo. Manca qualcuno? Ok, dai Conegliano tutti fuori. E adesso lascio la parola a... Sì, fai con le squadre. E poi Ok ragazzi, allora siccome sono timido il ruolo di speaker oggi tocca a me. Intanto cosa numero uno, grazie perché abbiamo vissuto un sogno, abbiamo fatto grandi partite, ho visto grande baseball e ho visto ragazzi mettercela tutta, vi giuro che è un mese e passa. Allora, la follia di organizzare un torneo così è partita da me e Luca quando siamo andati apposta alla Coach Convention di Rimini a caccia di squadre e abbiamo trovato volevamo squadre all'altezza per creare delle giocate e un torneo di qualità, e questo si è verificato. Grazie a tutti, bravi. Poi ringrazio il mio team di lavoro perché è la prima volta che ci cimentiamo. Abbiamo il nostro social media manager che è anche lo speaker degli Indians, non so se avete visto il film di Major League, eccolo là, 12 ore di diretta con la bottiglia di whisky a fianco, ok? Poi tutto lo staff della cucina, ragazzi, hanno fatto un lavoro, io penso che i ragazzi peseranno 4-5 kg in più di come sono partiti, ok? Il presidente, ringraziamo gli sponsor, tutti quanti, e adesso i ringraziamenti sono finiti perché sennò vi rompete le palle, ok? Allora, partiamo dai sesti qualificati, gli amici di Bologna, Purpuro premio, grandi ragazzi, grazie. Abbiamo, ragazzi, con Bologna abbiamo fatto una splendida partita, vinta 5-4, ma potevano vincerla anche loro, e quello è stato il momento, secondo me, per quello che è successo in campo, uno dei momenti più emozionanti. Quindi ragazzi, il sesto posto è solo un numero, siate orgogliosi di come è andata, veramente, bravi. Allora, menzioniamo i quinti perché sono già andati via, il Porto Sant'Elpidio, giusto? Quindi un applauso anche per loro. Allora, adesso correggetemi se sbaglio, quarto classificato. Sì, Godo ha vinto, quarto classificato Godo, bravi amici, la squadra di Renzo, grazie di tutto ragazzi, grazie di tutto, bravissimi. Ok, perfetto. Buonasera assessore. Ok. Terzo qualificato. Entriamo nel podio. Il gradino più basso del podio va Cervignano. Grandi Tigers. Dopo un'estenuante lotta, finita al tie break 8-7. Ragazzi, siete degli eroi, bravissimi. Bravi.
Allora, adesso lascio la parola all'assessore che premierà le prime due squadre. Guarda la mamma là, guarda la mamma. Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra città conegliano. Vi porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione. Naturalmente un ringraziamento va al presidente Mariani e a tutto lo staff di questa organizzazione. Ai ragazzi chiedo, vi siete divertiti? E sulla palestra siete ospitati bene? Benissimo. Mi raccomando, siate sempre, come si dice, amate sempre lo sport che praticate, perché lo sport è vita e la vita è bella e dobbiamo godercela sempre. Buon procedimento di serata e ho un piccolo omaggio per il nostro presidente, è personale, è un piccolo per i ragazzi, no, da prendere i ragazzi. Va bene? Buon proseguimento. Allora, zona calda ragazzi, zona calda, adesso iniziano a friggere le teste perché è tornato fuori il sole. Il dio del baseball ci ha assistito perché ve lo giuro, il giorno prima del torneo è venuto un acquazzone incredibile, anzi due acquazzoni uno dietro l'altro. Non ho guardato le previsioni perché il meteo.it serve solo a mettere le paranoie. Ho detto domani ci sarà il sole perché noi domani dobbiamo giocare e così è stato. Allora, seconda qualificata. Adesso facciamo la finale, ma la finale abbiamo deciso con i ragazzi di rinviarla. Abbiamo una rivincita a Ravenna e la bella forse la faremo a casa loro, sperando di riuscire a metterci d'accordo. Quindi ci saranno occasioni. Abbiamo allargato i confini, questo mi interessa. Conegliano è sempre stato, come si dice, il Veneto, purtroppo in questa zona del Veneto è un po' isolata anche a livello logistico. Abbiamo deciso di iniziare a cambiare le gomme delle ruote e macinare asfalto per andare a incontrare gente nuova e peso nuovo. Secondi classificati, dunque, Conegliano! Premia l'assessore Primo Longo. Alza la coppa! Grazie ragazzi, alzate la coppa. Allora, ovviamente primi classificati Crocetta, Parma, bravi ragazzi, complimenti, grazie per le partite, sicuramente un arrivederci, un reincontrarci. Ok, adesso ci sono i premi individuali. Sì, facciamo. La Giovanni la dimmi. Sì, grazie a te, abbiamo detto, no? Sì. Dammi un attimo di statistiche. Eccole qua.
Questo è Zero sono 0,5. Zero così. Allora, veniamo ai premi individuali, ok? Come miglior lanciatore, con 5 inni lanciati e 0 punti subiti, Lorenzo Brandani premia la nostra figura Giovanni Forno. Grazie Giovanni. Allora, sì. Ok, ragazzi, tutte queste statistiche sono costate ore di lavoro, quindi ringrazio tutti i classificatori che dalla mattina alle 8:30 fino alla sera a mezzanotte sono rimasti a fare statistiche e calcolare tutte le vostre e non si sono mai arresi, perché vi giuro che ieri sera alle 11 erano ancora qua. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Graziano, Angelo, Franco, ok, ho dimenticato qualcuno? No? Ok, bene, allora un po' di suspense aiutatemi qua, con 6 andate battute e media battuta 8,30 e 5 battute valide, 833 di media battuta, Riccardo Della Norra e Conegliano. Grande Ricchi, premio al presidente Mariani, grande Ricchi. Ok, adesso c'è un po' meno suspense, però la gara più ambita del torneo, la gara degli on-rank, ok? Genio e sregolatezza. Andrea, vieni, vince la gara dell'on-rank. Andrea Palisi. Allora, finito. Complimenti a Dado per l'entusiasmo che ha saputo trasmettere a tutto lo staff costituito da tutti i volontari, quindi un ringraziamento particolare a lui e alla combriccola che ha saputo mettere insieme. Grazie a tutti della meravigliosa partecipazione. Ringraziamo Corrado, Franco e Luca, gli arbitri che si sono prestati. Adesso faremo l'ultima foto con l'assessore e quindi poi tutti liberi. Grazie ancora. Una foto, ragazzi. Ok, allora ragazzi, scusate. La foto per dimostrare ai comuni che abbiamo fatto qualcosa, perché così il prossimo anno ci danno una palestra ancora più grande, ok? O forse quest'inverno ci fanno la copertura per gli allenamenti. Mettiamoci sul muro giallo lì, per cortesia, tutti i giocatori, mettiamoci sul muro giallo lì, che così abbiamo la luce giusta, sul muro giallo, Conegliano, tutti quelli che sono. Grazie. Mescolatevi che è ancora più bello. E premio miglior prosecco anche. Bene.
Terminate anche le premiazioni con la immagine di tutte le squadre, chiudiamo anche questa diretta. Ci auguriamo di non arrivederci al prossimo anno per il secondo Sparkling Tournament Stadio Conegliano. Arrivederci a tutti. Dai,